Dei più importanti pittori veneti del Cinquecento è il più sottovalutato, forse per la sua estrema facilità nel produrre opere anche colossali, eppure nessuno come Paolo Cagliari, detto il Veronese, ha quella magia nei colori, quella luce morbida che esalta le forme. Doverosa dunque una mostra dedicata a questo magnifico pittore, dopo quella memorabile del 1939 a Venezia, curata da Rodolfo Pallucchini. Ora è Verona, sua città natale, a rendergli omaggio al di là degli anniversari. È 75 anni che non si tiene in Italia una mostra dedicata a Paolo Veronese, uno dei grandi protagonisti, insieme a Tiziano e a Tintoretto, della pittura veneziana del Cinquecento, e uno dei pittori che ha avuto la forza di attraversare i secoli, influenzando moltissimo l'arte dei secoli successivi fino all'arte moderna e contemporanea. La mostra su Veronese è ospitata nel Palazzo della Gran Guardia fino al 5 ottobre. Sono esposte un centinaio di opere tra dipinti e disegni provenienti da tutto il mondo, da Londra, Los Angeles, Washington, New York, Madrid, e, cosa rara, si possono ammirare anche le opere più mastodontiche. Paolo Veronese è il pittore per eccellenza dei grandi formati e solo con la disponibilità di una grande casa, una grande istituzione come il Palazzo di Gran Guardia a Verona, siamo in grado a mostrare, a portare in mostra anche i formati grandi, i formati monumentali che finalmente danno veramente anche ragione, danno ragione a Paolo Veronese, lo mostrano così come deve essere mostrato a un pubblico informato. Paolo Veronese, l'illusione della realtà, è una monografica che si articola attraverso 6 sezioni: la formazione a Verona, i rapporti con l'architettura, la committenza, i temi allegorici e mitologici, la religiosità e infine le collaborazioni e la bottega, aspetti sempre centrali nel suo lavoro di artista. Per info mostraveronese.it.